Il giorno di Quaresima, per tradizione in Friuli, si mangia l'arenga in due diverse specialità, con la cipolla o altrimenti in modo più, così come si dice, tradizionale. Allora ci siamo spostati, cari amici, presso un noto locale alle porte di Cividale del Friuli, ai Colli di Spessa per la precisione, per sentire dai titolari il piatto tipico per eccellenza nel primo giorno di Quaresima. La parola alla cucina. Allora Enrico, ci vuoi spiegare un po' di che cosa si tratta, ma soprattutto l'aringa da te perché è particolare? Particolare può esserlo per come viene fatta, qui in questa zona è tradizione, quindi comunque alle ceneri si fa sempre l'aringa. Senti, si dice che appunto la tradizione bisogna rispettarla, no? Il rispetto della tradizione porta a dire che anche in tempi di crisi comunque si va avanti, no? Questo tocca, comunque, visto che non c'è alternativa si cerca di fare il meglio possibile. Tua mamma è piemontese, però ha sposato la tradizione friulana, no? Almeno così Sì, mi è stato detto. Sono anche più di 30 anni che siamo qui. Dunque ormai siete, come si dice, calcificati per il territorio. È abbastanza. Cosa dobbiamo aggiungere ancora in questi bellissimi eventi in momenti di crisi e dove la cintura bisogna tirarla? Sperare che in momenti come questi ce ne siano tanti altri. Presidente, quest'oggi c'è stata la presentazione ufficiale della stagione 2014, sotto che lume? Stasera intanto è stata una bellissima serata perché c'è stata una grande partecipazione, tutti gli amici che a noi interessano perché effettivamente le nostre società vanno avanti con un forte componente di volontariato, sono venuti e sono presenti. Diciamo che la luce per il 2014 non è splendente, però insomma probabilmente noi ce la mettiamo tutta a cercare di riuscire a utilizzare quei pochi fondi che abbiamo per garantire le due gare annuali che finora abbiamo quasi sempre garantito. L'idea di accorparle in due date molto vicine, fra l'altro probabilmente agevola un pochettino la ricerca di fondi perché si può sperare di avere squadre che vengono o dalla Lombardia o dal Veneto in collegiale qui a Cividale, no? E quindi questo è interessante dal punto di vista dello sviluppo e del far conoscere la zona e del turismo e questo forse ci garantirà una maggiore copertura economica. Ecco, cosa bisogna dire? Soprattutto lei ha sottolineato una cosa importante, no? Copertura economica. In questo momento vi stanno dando una mano oppure... Lei mi vuol fare dire delle cose che io non vorrei dire. Il problema è che i soldi che di solito arrivavano alle società minori come le nostre o alle società che si occupano di ciclismo giovanile della regione, della provincia, ma soprattutto della regione, vengono poco dirottati sulle nostre società, ma vengono impiegati più per grandi manifestazioni che spesso secondo me non hanno il bisogno di questi ingenti cifre, anche perché in questa maniera stanno strozzando tutto lo sport giovanile. La speranza è buona per il 2014? Speriamo. Diciamo che perlomeno dovremo riuscire a garantire la copertura delle due gare. Per noi organizzando come organizziamo di solito le gare e non ci piace organizzare in maniera banale, in maniera superficiale, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza degli atleti, occorrono circa 5-6 mila euro a gara per l'organizzazione. Speriamo di trovare quei 12.000 euro che ci servono per le due gare.